Buon pomeriggio, ben trovati con questo nuovo appuntamento all'interno del nostro Focus. Come avete sentito dall'annuncio, diciamo, durante il telegiornale, oggi ci occupiamo di sicurezza a Catania, anzi sarebbe più giusto dire di percezione di sicurezza. Catania in tutte le classifiche è ormai una delle città più insicure d'Italia. Questo è grave perché le altre città con cui ho messo a paragone sono davvero delle vere e proprie metropoli, stiamo parlando di Milano, stiamo parlando di Roma, eccetera. Quindi Catania in questo senso scala queste classifiche deprecabili. Catania che in questi ultimi giorni è agli onori delle cronache per un fatto che è successo a un turista polacco, un'aggressione vile da parte appunto di uno straniero per rubargli, pensate, un telefonino, l'iPhone. Questo turista adesso, questo ragazzo polacco di 35 anni si trova ricoverato in un ospedale catanese, l'ospedale Garibaldi, in gravissime condizioni, in coma farmacologico, soffre ovviamente la famiglia che è venuto anche ovviamente a stargli accanto. Tutto questo perché appunto diciamo, in questa città ormai manca la sicurezza. Abbiamo detto tante volte, manca la sicurezza, ce ne siamo occupati anche in altri appuntamenti con le forze dell'ordine. Oggi parliamo di sicurezza con i residenti e con i turisti, cioè chi gestisce, meglio chi gestisce i flussi turistici. Con me in studio Franz Cannizzo di B&B Tnea, che è un'associazione di Confcommercio che insomma si occupa come dire, di trattenere, no? È un'associazione che nasce nel 2000, una delle prime in Italia, che mette insieme tutto il mondo ricettivo del Castelalberghiero, quindi le attività di casa vacanza, di affittacamere, di bed and breakfast, che ha permesso negli ultimi 20 anni di poter far crescere il cossidetto turismo di piacere, cioè chi viaggia perché ha tempo libero, ha svago, così come vediamo ogni giorno. Come facciamo noi, insomma, quando ce ne andiamo in vacanza. No? Fermo restando che Catania prima di allora era una città specializzata solo su un turismo di chi viaggiava per affari, quindi una crescita economica degli ultimi 20 anni che è sopraggiunta grazie soprattutto all'impegno degli operatori diffusi sul territorio. Sì, perché diciamo, ovviamente queste deprecabili classifiche di violenza, di insicurezza, se ne associano altre che sono quelle dei flussi turistici. No, Catania in qualche modo per una serie di congiunture di trasporti economici eccetera risulta essere anche una delle mete più scelte dai turisti. Assolutamente, Catania è una meta tra le più ambite al mondo in questo momento e naturalmente dobbiamo anche però a seguito di questo gravissimo fatto su cui naturalmente noi seguiamo con particolare attenzione, vorrei dire che comunque il turismo è innanzitutto servizi inteso come concezione moderna dal punto di vista economico, che significa che da soli il mare che abbiamo, l'Etna che abbiamo, il sole, da soli non bastano. Oggi per poter attrarre i turisti è necessario avere i servizi, dove il decoro e la sicurezza sono i servizi principali, fondamentali, perché se la percezione della sicurezza non c'è, i turisti sono spaventati, preferiscono scegliere altre mete. Lo abbiamo fatto d'altronde anche noi, no? Con alcune mete, per esempio mi riferisco a alcune mete dell'est Europa, molto spesso per anni che non sono state frequentate, seppur con i collegamenti. Oggi insomma cambia anche la percezione, no? Le città diventano... Infatti noi come operatori del ricettivo del Castelbarriero siamo particolarmente preoccupati, non solo per quello che è successo a questa famiglia, a questo giovane polacco e a questa famiglia polacca, ma anche e soprattutto perché questo può avere un riverbero, una conseguenza sui nostri flussi turistici estremamente importante. Quindi dobbiamo gestire bene quello che sta succedendo affinché possa innanzitutto guarire il polacco, il giovane polacco, ma poi anche dare una corretta informazione su questo. Allora, proprio su questo, Cannizzo, vediamo intanto, abbiamo sentito oggi la dottoressa che ha in cura il primario del reparto di rianimazione dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, che appunto sta seguendo le condizioni di questo ragazzo aggredito. La dottoressa Daniela Di Stefano, che abbiamo sentito all'interno del telegiornale, ma in un estratto un po' più ampio lo riproponiamo anche in questa trasmissione. Il paziente è arrivato da noi nella notte fra venerdì e sabato scorsi. Gravissimo, e a seguito di questa aggressione subita ha riportato un grave trauma cranico.
Arrivato da noi è stato subito preso in carico dagli anestesisti rianimatori, da noi anestesisti rianimatori, e in sala operatoria è stato eseguito un intervento neurochirurgico, andato benissimo, andato bene, e subito dopo è stato ricoverato presso la nostra rianimazione del Garibaldi Centro in coma farmacologico. Siamo ancora in attesa degli esiti. Il paziente è ancora un paziente critico, in prognosi riservata, in coma farmacologico, e quindi non ci sono ulteriori complicanze, ma è chiaro che è necessario ancora del tempo per ulteriori valutazioni. Dalle condizioni in cui lo avete trovato, si può immaginare una ricostruzione della vicenda? Ha battuto la testa dove? A terra, sul marciapiede? Sicuramente ha battuto la testa a terra, ma molto probabilmente ha ricevuto anche qualche colpo, qualche percossa a livello cranico, a livello della testa. Contemporaneamente sarà anche caduto, insomma c'è stato anche il resto delle lesioni che poi abbiamo riscontrato nelle varie TAC e TAC di controllo. E questa era la dottoressa che segue appunto questo paziente. È una vicenda assurda per come è maturata, è una vicenda che fa riflettere ovviamente chi vive il centro storico. Sono stati tanti gli appelli che inizio in queste settimane, in questi mesi, in questi anni, devo dire, sulla sicurezza del centro storico. Assolutamente. Questo è assolutamente vero. Ripeto a dire, sicurezza e decoro sono due elementi che possono permetterci di poter continuare, così come dopo la pandemia il turismo ha confermato, di poter continuare a sviluppare questo settore economico che per il nostro territorio, per la città, ma anche per la Sicilia intera diventa estremamente importante. Voi pensate che questo lo dico come esperto, che dal punto di vista economico il turismo sta permettendo appunto di poter creare quella ricchezza che in qualche modo abbiamo perso da altri settori economici della nostra regione. Quindi su questo scommettiamo anche veramente il nostro futuro come territorio per quei pochi giovani che stanno rimanendo ancora in Sicilia, quindi diventa estremamente importante riuscire a garantire questa sicurezza non solo per i turisti ma anche per i cittadini. Inizio, che succede quando, come eco mediatica, quando avvengono dei fatti simili? Noi abbiamo visto per esempio questa storia del turista polacco, ha fatto il giro assolutamente non sì. solo dei siti, dei canali di informazione nazionali, ma ha travalicato i confini. Addirittura molti giovani polacchi si sono interessati di questa vicenda, hanno pubblicato insomma anche questa notizia, ovviamente dandogli molto clamore. Assolutamente vero, tra le altre cose proprio il giornale Fakt polacco ha pubblicato questa brevissima notizia in una delle primissime pagine. Naturalmente ha avuto una vasta eco anche in quel paese, ma vorrei tornare alla sua domanda iniziale. Qual è l'effetto? Beh, consideri che in buona sostanza noi in questo settore economico, quello turistico, ma in tutti gli altri settori economici diventiamo credibili nel momento in cui c'è una informazione che in qualche modo sia coerente con quello che succede sul territorio. È chiaro che quando si verifica un grave fatto come questo, la sensazione e la percezione di credibilità, oltre che di sicurezza in sé, va a in qualche modo farsi giocare se poi dovessero verificarsi ulteriori episodi come questi. Beh, certo, è veramente incredibile quanto è successo. Se ne sono accorti in qualche modo anche le forze dell'ordine, insomma le istituzioni che sono deputate al presidio e al controllo del territorio. Devo dire che il prefetto ha dato pronta risposta, anche perché dopo la determina di Minniti, oggi di fatto la sicurezza è competenza del prefetto, ma anche del questore e del sindaco in qualche modo. Ma devo dire che il prefetto, la dottoressa Librizia, ha dato pronta risposta con il Comitato dell'Ordine della Sicurezza Pubblica. Allora, adesso sentiremo il prefetto. Certo, è una cosa che lascia ancora un po' di amaro in bocca, soprattutto per chi segue, per chi ci ascolta e ha seguito questa vicenda del turista polacco aggredito. Le telecamere, che pur presenti in quella zona, sì, certo, non erano funzionanti. Quindi, insomma, la videosorveglianza che ormai in tutte le città europee è presente, perché appunto genera questo senso di sicurezza, a Catania non era presente per un motivo banale. No? Un paradosso anche, dai. Un paradosso, non erano stati come dire, pagati i canoni
della manutenzione di questo sistema di videosorveglianza. Questo è il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi. Dobbiamo anche fare riferimento a nuove strumentazioni che ci consentano di poter meglio controllare il territorio, e quindi noi oggi valuteremo col commissario, che già mi ha anticipato, questo ripristino di telecamere che erano inattive e diciamo, l'attivazione del resto delle telecamere, perché una città videosorvegliata non ha un effetto solo deterrente, che può essere significativo, ma lo ha anche sotto un altro punto di vista, che è quello di consentire quell'aggressione che non possiamo sempre evitare, ci consente di trovare il responsabile, e una volta trovati i responsabili evidentemente il segnale è più forte. E qua abbiamo sentito il prefetto Maria Carmela Librizzi, dice le sono fondamentali le telecamere proprio per quello che dicevamo prima, no? Danno un senso di sicurezza. Non so se c'è collegata con noi Anna Labruna, che fa parte del comitato dei residenti del centro storico, dovremmo averla collegata con la nostra linea, non la vedo, insomma, però dovrebbe essere qui, ci dovrebbe dare anche una testimonianza. Lei è una di quelle più attive che denuncia appunto quanto mala movida, eccola qua, benvenuta Anna Labruna, quanto la mala movida, la maleducazione, insomma, di tanti spesso giovani, giovanissimi, il non rispetto delle regole rendono impossibile la vita degli abitanti del centro storico. Allora, Labruna, correttamente, no? C'è questo episodio, partiamo, insomma, non so se riuscite a seguire fino ad ora la nostra trasmissione, questo episodio dell'aggressione del centro storico mette un po' in allarme, no? Genera insicurezza anche e soprattutto per voi abitanti del centro storico. Sì, guardi, io vorrei fare una piccola premessa. Penso che la sicurezza urbana è un tema molto complesso, perché ha a che vedere intanto con la qualità della vita in città, poi ha a che vedere con l'inclusione sociale, perché indubbiamente l'episodio rimanda proprio a una componente che è molto presente nel centro storico, ha a che vedere con la riqualificazione del centro storico e dei quartieri degradati, e ha a che vedere con i nuovi strumenti che ci sono a disposizione per quanto riguarda la sicurezza urbana. Non possiamo ricorrere alla militarizzazione della città per assicurare la sicurezza. La sicurezza va costruita. Non si risolve solo in termini di repressione, ma vanno messo in campo tutta una serie di strumenti, quali anche le cosiddette tecnologie intelligenti. Noi si può fare un controllo della città da remoto, e questo ormai è a disposizione di tutti. La questione, diciamo, per quanto faceva riguarda accenno il prefetto, no? Insomma, anche perché me lo sono persa purtroppo. Ecco, no, diceva proprio appunto ripristineremo diciamo a breve termine le telecamere, circa 300 se non vado errato, insomma, in tutto il centro storico perimetrato. Il prefetto dice non siamo in grado di mettere una telecamera in ogni singola strada, ma anche le strade più piccole hanno le vie di accesso e le vie di uscita, controllando quelle, insomma, si riesce a fare già moltissimo. Sì, è chiaro che non ci può essere una telecamera su ogni centimetro quadrato, su ogni metro quadrato della città, però la questione, ripeto, è quella della prevenzione, e non c'è dubbio che noi abbiamo una legge sulla sicurezza urbana, il decreto legge Minniti, che va eseguito in tutti i suoi aspetti. Principalmente questo famoso patto tra prefetto e sindaco, ripeto, la legge Minniti rafforza i poteri del sindaco. Perché facciamo riferimento ai poteri del sindaco? Perché il sindaco ha la possibilità di modificare gli orari della movida, la possibilità di inibire il consumo di alcol, la possibilità di inibire le emissioni musicali. Tutte questioni che creano assembramenti. Ecco, guardi, scusi Labruna se la interrompo, in questo momento noi stiamo vedendo le immagini mentre lei parla, chiedo alla regia di rimettere in onda, queste
la via Neve, la via in cui è stato aggredito questo turista, è una delle tante viuzze piccole che stanno tra la via Etnea e via Manzoni. Vedete, siamo praticamente a Piazza Stesicoro, nel centro della città di Catania. Qui non siamo, diciamo, in qualche parte limitrofa al centro storico, qui siamo proprio in pieno centro storico. In questa piccola traversa è stato aggredito questo turista polacco, che poi, come abbiamo sentito, insomma, diciamo, adesso è in coma indotto all'ospedale Garibaldi Centro di Catania. I parenti, ovviamente i familiari, sono in grande apprensione e tutta la stampa, soprattutto la stampa polacca, si sta occupando di questa aggressione. Quindi questa è la nomea che ci portiamo in questo momento in Polonia. Prego, la Bruna, continui. Lo capisco bene. Guardi, il centro storico di Catania e quindi anche Piazza Stesicoro fanno parte della prima municipalità. Ci sono circa 57.000 residenti in questa area, ai quali si aggiungono una grossa fetta, il 90% della popolazione immigrata in città, si aggiungono i cosiddetti studenti universitari fuori sede, si aggiungono i turisti. Quindi qui abbiamo un problema enorme di congestione, di coesione sociale, e allora tutti questi argomenti, tutte queste questioni vanno, come dire, risolte a monte. Perché lei capisce bene che non possiamo avere un poliziotto ogni 100 metri nella città. E le ripeto, hanno a che vedere con la buona amministrazione, perché a ciascuno il suo. Lo Stato deve fare il suo lavoro. Non c'è dubbio, ognuno il suo. Se mi posso permettere, sono pienamente d'accordo con la signora La Bruna, anche perché abito in centro storico a Catania, quindi conosco queste problematiche. Però desidero aggiungere un elemento, secondo me, importante e strategico, anche perché noi in città, in centro, ospitiamo una delle movide più importanti del nostro paese. Allora, Cannizzo, guardi, parliamo di movida, andiamo in pubblicità e poi ritorniamo proprio a parlare di movida. Subito dopo la pubblicità. Siamo in diretta all'interno del nostro focus di oggi, ci stiamo occupando di sicurezza a Catania, Catania insicura per turisti e residenti. Questo è il punto di vista, diciamo, in qualche modo privilegiato, partendo dallo spunto che è quello delle ultime ore, degli ultimi giorni, che è l'aggressione a questo turista polacco ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Garibaldi di Catania. Cannizzo, dicevamo la movida, anche qui, insomma. Assolutamente, movida è una delle più importanti che abbiamo nel nostro paese, e tra le altre cose molti turisti vengono attratti in quelle zone di questa movida. Mi riferisco a via Santa Filomena, come tutte le altre vie contigue, e in questo che è diventato un elemento attrattore, quindi positivo per la città. È chiaro che in una logica, come accennava la signora La Bruna, di connubio e di decisioni tra sindaco, prefetto e questore dopo la legge Minniti, è chiaro che io immaginerei anche un pieno coinvolgimento nelle decisioni legate all'attività della movida. Coinvolgerei e responsabilizzerei anche gli esercenti che operano all'interno. Io devo dire, questo non è una mia sensazione, ma credo sia una sensazione diffusa anche rispetto ad altre città siciliane. Mi riferisco a Palermo. La nostra movida ha fatto parecchi passi indietro in qualità, intendo, no? La Bruna non la pensa anche lei così? Insomma, oggi camminare a Palermo vuol dire camminare, per esempio, in una città molto sicura, godersi una passeggiata in centro anche di sera a tarda ora, non è pericoloso, o meglio non è pericoloso come lo era un tempo, quando insomma era anche complicato. Insomma, adesso sembra che si siano ribaltate le cose. Questa sensazione, diciamo, che vivono i catanesi ormai perdura da anni, no? La Bruna, insomma, lei che vive il centro. Sì, guardi, io non so l'ospite che avete in regia. Franz Cannizzo. Ah, ecco, bene, salve. Allora, guardi, noi residenti non demonizziamo l'economia della notte nella maniera più assoluta, però la questione è di insostenibilità. Così come stanno le cose, la movida non è sostenibile, perché purtroppo abbiamo avuto gli effetti della cosiddetta Bolkestein, cioè di una sburocratizzazione che affida tutto alle autodichiarazioni dei gestori e non c'è alcun controllo ex post della polizia di quello che viene dichiarato. Ora, è sotto gli occhi di tutti. Se lei viene
in piazza Teatro Massimo, che è un po' il salotto buono della città, e vede più una città che assomiglia a Kabul che a un salotto buono, perché gli spazi pubblici, il suolo pubblico occupato con tendoni è enorme, sproporzionato rispetto alle dimensioni dell'esercizio. Quindi c'è intanto questa questione. Questa questione voglio dire che non è solo di salvaguardia della bellezza del centro storico, ma anche degli assembramenti e della sorvegliabilità della zona. Se mi posso permettere però di aggiungere e spezzare anche una lancia nei confronti degli operatori che in particolare ma qui non via si Santa demonizza Filomena, nessuno, cioè si prende atto di una situazione però devo dire che oggettivamente ormai assolutamente, io frequento il centro storico con mia moglie, andiamo spesso durante il fine settimana in alcune zone ben precise, via Santa Filomena, via Gemellaro, c'è tantissima gente sino a tarda notte, però devo dire che ho trovato sempre la polizia fare dei controlli locale per vedere un attimo se vengono rispettati alcuni parametri. Certamente, e sono d'accordo qui con la signora Labruna, ci sono altre parti del centro storico che andrebbero un attimino controllati maggiormente, ma devo dire che la polizia fa un controllo puntuale almeno tutte le volte che io sono stato lì durante il fine settimana. Siamo convinti, il problema credo Guardi, sia... Prego, Labruna. Se posso intervenire, noi abbiamo avuto un fitto dialogo con l'amministrazione e con la polizia municipale solo dopo decine e decine di richieste sia al pronto intervento che al comandante della PM. Siamo riusciti ad ottenere un'attività di controllo capillare, gestore per gestore, ma le ripeto, sono episodi, perché poi una volta che vanno via e si esauriscono i controlli, le perché che succede? Labruna ci dica che cosa succede, perché voi chiedete queste cose, che cosa succede in questo centro storico? Succede le seguenti cose: uno, non si rispettano gli orari, ci sono degli orari molto precisi, alle 2 bisogna già avere sgombrato e invece ci si attarda fino alle 3, alle 4 del mattino. 2, non vengono assolutamente rispettati gli spazi di suolo pubblico concesso, ma ci si allarga financo dietro i passi carrabili, non c'è più un pezzettino di marciapiede per un disabile, per una persona che deve camminare con un passeggino e così via. Terza cosa, le emissioni di musica amplificata. Qui non siamo davanti alla musichetta cosiddetta da intrattenimento, qui si parla di 70, 80, 90 decibel, cioè la musica da discoteca. Lei sa aprire una discoteca cosa comporti, no? E qui le discoteche sono una per capirci, lei dice tutte queste violazioni, diciamo che in questo caso quelle che sta raccontando lei, per esempio, fanno parte dei gestori, dei locali eccetera, ma anche di chi usufruisce del centro storico, non fanno altro che dare in qualche modo una sensazione di impunità trasversale a tutti. In questo modo prolifica, come dire, il non rispetto delle regole. Questo è un po' la sintesi, no? Il succo del discorso è proprio quello che la sintesi che lei ha fatto, e purtroppo, ripeto, gli assembramenti che si creano in queste stradine, le stradine tardo barocche che sono patrimonio dell'UNESCO, si trasformano in un inferno, non sono più praticabili. C'è una festa di Sant'Agata ogni weekend. Lei mi dica quali condizioni di sicurezza e di sorvegliabilità possono essere assicurate in questa città. Beh, io però non mi sentirei, perché appunto i gestori secondo me sono là per lavorare, insomma, eccetera. Il problema è quello che diciamo, cioè laddove spingersi diciamo, nel rispetto oltre il rispetto delle regole diventa pericoloso, però, come concezione. Siamo quasi in chiusura. Sì, tornando al discorso della filiera turistica, naturalmente decoro e sicurezza sono due elementi fondamentali per lo sviluppo ulteriore e futuro di questa città, anche a seguito di questo gravissimo fatto. Naturalmente sono d'accordo con quanto è stato detto, fermo restando che a mio parere va anche coinvolta direttamente la filiera turistica degli operatori della Movida, affinché si possano responsabilizzare. Autoregolamentatavi, perché non autoregolamentarvi può essere dannoso per voi stessi. Perché non rispettate le regole? No, mi scusi,
Guardi che in centro storico ci sono un sacco di attività ricettive B&B per i turisti e i turisti purtroppo se ne vanno, disdicono perché non riescono a dormire, quindi questa Controproducente, coesistenza dice che tra locali, attività di B&B, di ospitalità dei turisti e sicurezza va fatta in maniera seria. Certo, bisogna riflettere anche su questo. Allora, siamo in chiusura, grazie a Anna Labruna del Comitato Residenti del Centro Storico, come dire, una luce, no? un faro acceso nei problemi, insomma anche con denunce sempre puntuali su quello che sta avvenendo nel Centro Storico. Serve anche questo, no? Franz Cannizzo di AB e Tnea, che si occupa appunto di ricettività e turismo con commercio. Grazie Franz Cannizzo. Grazie a voi. Grazie ai nostri telespettatori per averci seguito. Ovviamente il tema è molto ampio, lo approfondiremo anche nelle prossime puntate del nostro Sicilia 24 Focus. Nel frattempo non ci resta che salutarvi e augurarvi un buon proseguimento di giornata. Focus ritorna domani, ovviamente subito dopo il TG di Telecolor. Grazie per averci seguito.